La situazione è costantemente monitorata sia dai medici dell'Ulstre che dagli uffici competenti del comune di Scorzè. La raccomandazione ai genitori dei bambini della materna dove si è registrato un caso di tubercolosi è di non farsi prendere dal panico. La situazione è sotto controllo e sono state attivate tutte le procedure previste. Una raccomandazione che sarà ripetuta ancora tra poche ore nel corso di un incontro in cui saranno illustrate le azioni con cui si affronterà il caso. Ci sarà un incontro nel primo pomeriggio con tutti i genitori della scuola per spiegare la situazione, per fugare tutte le paure perché i genitori veramente sono molto molto allarmati e per chiedere l'autorizzazione a fare la Mantoux, che è un test che potrà evidenziare se ci sono casi di tubercolosi tra i bambini. I risultati del test Mantoux, un'iniezione di tubercolina che rileva dalla reazione dell'organismo alla presenza di un'infezione anche latente, saranno disponibili 2 o 3 giorni dopo. Il test sarà quindi ripetuto ad un paio di mesi di distanza per avere la conferma dell'assenza della malattia. Il contagio, rassicurano gli esperti, è piuttosto difficile. Il dottor Selle, col quale ho parlato, ha detto che è una cosa molto lontana dalla possibilità, però noi dobbiamo essere certi al 100% che non ci sia nessuna possibilità per lei, per la bambina e per tutti gli altri bambini soprattutto. Quanti sono i bambini in tutto? Circa 150 bambini della materna, poi lì dentro c'è anche il nido e adesso è da decidere se sarà fatto anche il test ai bambini del nido. Lui se si riservava di riflettere oggi, ne ho sentiti stamattina, per capire se valeva la pena farla anche ai bambini del nido oppure no.